Suonata la prima campanella per migliaia di studenti veneti tornati sui banchi di scuola dopo le vacanze estive. A Padova sono più di 107.000 gli alunni che oggi sono tornati in aula, numeri in calo rispetto agli anni passati. Chi non cala ma invece aumenta è il costo dei libri di testo e così ogni anno i genitori dei ragazzi devono fare il conto con il caro libri, volumi costosi che cambiano di anno in anno, spesso non possono essere venduti o acquistati usati perché vengono costantemente modificati nei testi e negli esercizi. Per questo la Diconsum Veneto, che cerca di tutelare i consumatori, lancia un appello perché le famiglie più in difficoltà vengano sostenute con strumenti fiscali che consentano di risparmiare nell'annuale salasso di inizio scuola. Laddove non ci sono i libri usati, noi da un bel po' di tempo abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione affinché il costo dei libri scolastici è possibile detrarli dal reddito, quindi detrarli dal 7,30 delle famiglie. Credo che sarebbe un gesto sociale di alto livello e risponderebbe a una sensibilità alla cosiddetta buona scuola. Un intervento che dovrebbe tenere conto del reddito delle famiglie, continua Diconsum. Fino a un certo livello scolastico dovrebbe essere massiva la cosa. Per esempio, per scuole private bisogna agganciarsi al reddito